Mattinata di apprensione a Fiesso per la colonna di fumo nero che da via Puccini 8 si è alzata in cielo, visibile a chilometri di distanza. Preoccupazione perché intorno all'incendio scoppiato poco prima delle 8 nel capannone del suolificio padovano, nell'aria si è sparso cattivo odore su una zona densamente occupata da condomini e villette più o meno recenti e da edifici industriali, alcuni ancora in attività, altri no. Il cattivo odore forse è stato causato da colle, vernici e gomma bruciate, materiali in normale uso al suolificio. Perciò il sindaco Marco Cominato ha consigliato ai suoi concittadini di tenere chiusi gli infissi. Intanto i vigili del fuoco, arrivati con 2 autopompe, 3 autobotti, un'autoscala, il carro aria, altri mezzi di supporto e 25 operatori da Mestre, Mira e Padova, consegnavano al personale del 118 una donna italiana rimasta leggermente ustionata alle mani che è stata portata in ospedale. Le fiamme hanno fatto crollare parte del soffitto in Eternit dello stabile del suo edificio, perciò il lavoro dei pompieri è stato quello di contenerne la diffusione nell'aria e anche nell'acqua usata per lo spegnimento del rogo. Dopo un'ora e mezza dall'inizio l'incendio era sotto controllo. Moltissimi danni a macchinari, scorte e forniture dell'azienda. Sul posto è giunto anche il personale ARPAV che ha eseguito delle campionature di acqua e aria, escluso che ci sia stato inquinamento. A mezzogiorno si sono potute riaprire le finestre delle case, mentre carabinieri e polizia locale hanno autorizzato di nuovo la circolazione nei pressi del capannone. Le indagini dei vigili del fuoco chiariranno cosa ha scatenato l'incendio, le cui cause sono forse accidentali.